Assolutamente io mi trovo in difficoltà perché da delegato alle politiche giovanili della città di Vicenza continuo a ricevere segnalazioni di ragazzi che pur non usufruendo realmente dell'appartamento continuano a pagarlo in un momento di questa difficoltà. Emergenza coronavirus, una tragedia sanitaria, una cicatrice economica che brucia ancora. Il governo dovrà dare una risposta a tutte le attività, a tutte le categorie che hanno patito e che stanno soffrendo. Nessuno deve essere dimenticato, nemmeno gli studenti universitari che spesso si trasferiscono lontano da casa e adesso, con lo stop delle lezioni, hanno continuato a pagare le case. Io ho chiesto al Ministro come mi dovessi comportare e come potessi rispondere a queste esigenze. Il Ministro non ha risposto, il Governo centrale non c'è. Fortunatamente ho avuto il sostegno del capogruppo della Lega a livello regionale Nicola Finco e questo dimostra che la Regione c'è. Mentre qualcuno parla di commissariare le regioni, la Regione risponde, il Governo centrale non c'è. Come consigliere regionale ho presentato una risoluzione dove chiedo alla Giunta di intervenire per fare pressioni presso il governo e soprattutto anche per vedere se all'interno del bilancio regionale ci sono delle risorse da destinare proprio a questa emergenza, perché purtroppo gli studenti sono completamente dimenticati da parte di questo governo, che nulla ha previsto, che nulla sta facendo per andare incontro alle tante sofferenze e alle tante anche necessità e bisogni di risorse da parte delle famiglie che sicuramente non stanno passando un bel periodo.